Allora, con noi abbiamo il piacere di avere, oltre che ovviamente il nostro amico Raffaele, che è il segretario appunto Sicurezza Polizia e Friuli Venezia Giulia, Raffaele Padrone, abbiamo Walter Mazzetti, che è il segretario generale dell'UGL Polizia, quindi il massimo organo a livello nazionale. Abbiamo 2 minuti, Mazzetti. Inizierei proprio nel dire cosa sta accadendo nel nostro paese. Perché ormai voi siete impegnati H24, anche prima, ma oggi ancora di più con l'ordine pubblico. Noi siamo impegnati molto di più con l'ordine pubblico perché paradossalmente ogni volta che aumenta il disagio sociale le forze dell'ordine sono in prima linea. Le forze dell'ordine sono in prima linea e toccano con mano quindi il disagio della collettività, il disagio della gente, le forze di reazioni che hanno quindi le parti sociali che giustamente hanno tutto il diritto di manifestare il proprio dissenso verso una politica sempre più disattenta, penso ai problemi della collettività, ai problemi più immediati. E guardate, un paradosso più totale che vede in questi giorni anche le forze dell'ordine sgomente e basite per i provvedimenti che si stanno assumendo in Parlamento. Uno di questi provvedimenti ad esempio riguarda l'identificativo sui caschi. Per farvi un esempio, sembrerebbe all'improvviso che i problemi delle devastazioni delle città, i problemi dettati i problemi dell'ordine pubblico, i problemi dettati quindi non sono tanto di chi partecipa alle manifestazioni munito di caschi, chi lancia bombe carta, chi lancia sassi, sanpietrini, bulloni o viene armato di bastoni proprio per cercare in qualche modo di attaccare le forze dell'ordine, ma sembra che d'improvviso il problema della tenuta dell'ordine pubblico è dettato dall'identificativo sui caschi. Ecco, noi abbiamo fatto, neanche troppo provocatoriamente, una proposta a tal riguardo. Se il problema sono le forze dell'ordine, non c'è problema, basta che si dica alle forze dell'ordine di non partecipare, noi siamo ben lieti di non fare determinati servizi. I promotori delle manifestazioni si organizzassero con un servizio d'ordine, noi siamo contenti, siamo persone estremamente serene, su cui non ci strapperemo le feste. Oramai in alcuni stati ci sono gli steward, o voi ci siete, ma dico in altri stati all'estero ci sono solo steward, la polizia è all'esterno, no? Forse per anche dirigere il traffico. La mia domanda però è questa, Mazzetti, no? Ed è l'ultima domanda, però è difficile andare a fare servizio di ordine pubblico quando non potete alzare, non so, il manganello, quando di fatto vi dicono prendetevi gli sputi in faccia e anche i sanpietrini. Tanto per essere chiaro, io mi ricordo ai miei tempi, anche io scendevo in piazza, dall'altra parte della barricata, sapevo che avevo la chiave inglese e potevo prendere in testa un celerino, ma allo stesso tempo sapevo che il celerino poteva spaccarmi la testa con il manganello. Non c'erano telefonini, non c'erano avvocati, non c'erano telecamere. Era insomma l'ideale che si scontrava con ovviamente le forze dell'ordine da una parte e dall'altra. Oggi questo non c'è più. Non solo non c'è più, oggi si è acuito ancor più perché evidentemente oggi si sa che per richiamare l'attenzione non basta più portare centinaia di migliaia, anche 1 milione di lavoratori in piazza, perché se la manifestazione è pacifica, e guardate i dati parlano chiaro, le forze dell'ordine solo in quest'ultimo anno hanno accudito più di 6.000 manifestazioni, quindi a fronte di 6.000 quelle che poi sono assurte alla cronaca sono ben poche. E beh, oramai tutti hanno ben imparato che per riuscire a stare sui giornali 2, 3, 4 giorni per attirare l'attenzione di questo o quel politico, del Presidente del Consiglio, l'unico modo è quello di creare disordini e provocare gli scontri con le forze dell'ordine. Una manifestazione liscia è una manifestazione che non porta a nulla, invece gli scontri con le forze dell'ordine, bene o male, diciamo, riescono in qualche modo a catalizzare l'attenzione e a richiamare l'attenzione. Quindi non solo noi, fino a pochi giorni fa, fino a poco tempo fa, assolvevamo a una funzione che era quello di sfogo sociale, come diceva lei, stavamo in prima fila, stavamo lì e dovevamo per forza prenderci, non parlo solo di improperi, ma ultimamente si è alzato di molto il livello anche degli scontri, perché quando si parla di bombe carta, qua non si parla più di uova o bene o male di uno scontro che può essere più o meno acceso, si parla veramente di arnesi a te che possono provocare anche delle lesioni permanenti, quindi è molto acceso. Ma adesso anche strutture che fino a poco tempo fa erano ben organizzate nelle proprie manifestazioni, avevano un servizio d'ordine strutturato, perché l'obiettivo era quello di far funzionare la manifestazione, non c'era un bisogno spasmodico di richiamare l'attenzione del Presidente del Consiglio o di una politica in generale. Oggi anche questi hanno capito che l'unico modo, ripeto, è quello di andare allo scontro con le forze dell'ordine. Quindi noi siamo il tramite per arrivare adesso a richiamare l'attenzione della politica.
E a questo, ripeto, si aggiunge l'ultimo perverso obiettivo, che è quello dell'identificativo sui caschi, che va a peggiorare una sovraesposizione delle forze dell'ordine, degli appartenenti alle forze dell'ordine, già oltremodo esagerata. Non lasciamo anche la telecamera, dove il poliziotto è obbligato invece di metterla sul casco e quindi hai una visibilità, no, perfetta, deve metterla dentro il taschino perché magari non si sa. Siamo nel paese veramente della Repubblica, non più delle banane, perché quelle repubbliche sono già più avanti. Grazie ovviamente a Walter Mazzetti, segretario generale dell'UGL Polizia. Quando è in Friuli lei sa dove venire e poter parlare. Grazie a Raffaele Padrone.